Sì. Va bene, no, ok. Quindi siamo nella seconda parte, cari amici del G, e siamo a ruota libera col sondazzo e ho trovato un nome veramente particolare, no? Sì, è un grande del passato, sì. Voglio vedere se riesco a intervistarlo. Sì, no, magari... parlarci sarebbe un privilegio raro. Sì, davvero. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Dove lo trovi un altro che si chiama così? Ma. Bah. No, non mi dire che non c'è nessuno. Non me lo dicono, però non c'è nessuno. Ecco, sì. Vedo che peccato, l'avevo trovato. Risponde la segreteria. No, mi dispiace. Allora niente da fare, non vi dico nemmeno il nome e cognome, un grande, no, nome e cognome uguale. Avrei tanto voluto parlare con lui, magari mandargli un messaggio da parte della sua. Va bene. No, sì, perché avevo una donna. Sapete, i grandi poeti hanno sempre una donna che li ispira, sì. Magari con questa donna non ci fanno nulla, capito? Sì. È proprio per quello che poetano, che non possono trombare. Dunque, e invece ho trovato la donna di un altro. Pronto? Rossana. Chi è? Rossana. Je suis Cyrano. Sono Cirano. Chi parla? Sono Cirano di Bergerac. Rossana. Mi senti? Ma io non mi capisco chi Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Io non so. Rossana? Ma come? Ho trovato Rossana, io sono Cirano, il naso lungo, ma insomma, bisogna richiamarla, perché io, che ho detto di male? Cioè, perché riattaccare? Vero? Beh, anche lui, poverino, la Rossana ci aveva fatto. Pronto? Rossana? Mi senti? Chi è? Cirano. Chi? Cirano. Donna Cirano. Ecco, bravo. Veramente ha mandato la nipote. Ma io non conosco il suo nome, Pronto, Rossana? Non lo conosco. Ma chi si chiama pure? Pronto? Buongiorno. Io sono l'innamorato di Rossana. Ce l'ho lungo. Molto lungo. Ma va a morire ammazzato, questo più una zoccola. Ma ce l'ho lungo. Il naso. Ma ho trovato uno che insomma c'ha un certo repertorio un po' banale, ma vediamo un po' se si può arricchire, Le chiamiamo subito e via. Figlio della zoccola. Io sarei. Pensa un po' te. Je suis Cyrano. Niente da fare. Dai, su. Trovassi una Dulcinea, potrei fare Don Chisciotte. Vabbè, niente, via. Vedi. Gli è bastato quello che mi ha detto, cioè lui ha detto le ultime parole famose. Feticista dell'ultima parola, vero? Sì, naturalmente. Quindi, no, niente. Quindi troviamo un'altra donna? Sì, però questa non so di chi. Sì, Susanna e i Vecchioni, vero? Sì, ecco, sì, Susanna e i Vecchioni, giusto. Sì. Va bene, ho trovato Susanna. Sì. Fate dirmi. Ogni donna ha un uomo o più uomini che l'adorano. Qui abbiamo Susanna e i Vecchioni. Sì, ma Susanna non risponde. Dai Susanna, su. O chi per te? Loredana. No, quella è Berti. Niente da fare. Ma come? Qui mi ero già preparato mentalmente, Risponde la... Sì, ma che c'hanno a questo posto tutte segreterie telefoniche? Va bene, d'accordo. No, perché già dicevo, volevo dire sono Roberto Vecchioni. Basta così. Vediamo un po' se troviamo qualcuno. Ecco, questa potrebbe essere, sì, come no. Un'altra ispiratrice, un'altra musa.
un'altra musa. Oggi sono a cercare le muse, via, le muse ispiratrici. Via. Telecomitato. Ah, fanculo te, chi ti ha ispirato? No, scusa, sì, no, vabbè, ok. No, guarda, non lo dico più, fanculo. Non lo dico più, vabbè. Vediamo se ne trovo un'altra. Guarda, qui c'è una che ha un nome, non so, ha un nome che non riuscirei. Proviamo, ma non riuscirei ad abbinarle niente per la verità. Però ha un nome così particolare che credo sia proprio morta. Sì, è morta. Ogni tanto muore anche una donna, ma di solito no, ma insomma, ogni tanto. Proviamo. C'ha un nome. Mi dispiace perché il poeta, proprio nome e cognome era proprio. Pronto? Sì, Zenaide. Come? Zenaide. Chi è, scusi, Sono Alcibiade. Come? Non ho capito. Alcibiade. Sono Alcibiade. C'è Zenaide? Ma è un parente? Sono un parente, sì. Un parente. Sì, un parente un po' lontano. Va bene, adesso io gliela chiamo. Sì, grazie. Prego. Grazie. Allora, Zenaide è viva, però sicuramente sarà vecchissima. Zia, ha detto zia? Magari invece no. È una vedova allegra, che sa? Alcibiade e Zenaide. Senti che coppia, ragazzi. Zenaide, non mi fa venire in mente niente di storico, di letterario. Zenaide, no, veramente no. Si dica. Zenaide? Sì? Ah, Zenaide, sono Alcibiade. Sì. Alcibiade. Ma non ti ricordi? Alcibiade? Sì. Dove abiti? Io abito a Roma, ma ti volevo dire che noi ci siamo conosciuti tanto tempo fa, ai tempi dell'Iliade. Ai tempi? Dell'Iliade? Dell'Iliade? Sì. E quanti anni hai? Vorrei poter non dirlo perché sono tanti ormai, e anche tu più o meno avrai la mia età. Comunque ti volevo dire, io siccome passavo da queste parti, volevo salutarti, volevo rincontrarti. Non ti ricordi? No. No? No. Che c'era Omero, ti ricordi di Omero? Omero? Sì. E l'Iliade? Sì, c'era Omero, da tempi dell'Iliade chi c'era? Poi Ettore e poi anche Achille, no? Ah, come no? Ti ricordi Ettore di e Achille? Achille. Ti ricordi di Achille? Sì, è di Ettore e di Achille, mi ricordo bene. E di Elena? E? Elena, te la ricordi Elena? Elena, sì, come no? E Troia, te la ricordi Troia? Anche Troia, sì. Ti ricordi la Troia? E la Troia e la puttana. Ah, anche la puttana ti ricordi, c'è una buona Sì, memoria, complimenti. Tutto quanto, mi ricordo di tutto. E la zoccola? Quella non me la ricordo. Non ti ricordi la zoccola? Sì, com'è il cognome tuo? E il cognome mio? Alcibiade Menelai. Ah, Menelai le mani, Menelai. No, Menelai. Io sono un discendente di Pilato. Depilato, Pontio Pilato me ne si lava le No, mani. non sono depilato, Va bene, c'è il pelo, passi? c'è il pelo. Ah, t'aspetto, dove passi? A che via passi? Io passo a via Garibaldi, Corso Garibaldi, dove stai te, no? Ah, io non sto a Corso Garibaldi. Non stai, certo, stai a Corso Garibaldi, Zenaide, No. sono Alcibiade. Quando mi vedi, vedrai che insomma sono mantenuto ancora bene. Va bene. Cioè, capito? Sì, che io abito a E Troia come sta? Senti, io abito a Forlì. Sì, a Forlì? Allora ci vediamo a Forlì, eh? Sì, no, quella è Eulalia Torricelli. Ah, sì, va bene. Sa come fa? Voi non la conoscete agli occhi belli. Com'è? Dammi il numero tuo di telefono. Eulalia Torricelli da Forlì. Senti, dammi il numero tuo di telefono. Sì, volentieri, sai, sono arrivato qua, ho visto che ci sono i telefonini, meraviglioso questo mondo. Allora, 3, puoi scrivere? Aspetta, che scrivo, appunto, prova. Sì. Dai, Zenaide, me la ricordo, non mi ricordo in quale capitolo, ma forse, chissà, io Alcibiade, lei Zenaide, ma probabilmente no, ma insomma, anzi sicuramente no, ma abbiamo buttata così, poi, no, nel senso che, Pronto? C'è Brad Pitt? Il troione? No? Niente? Vabbè, non importa. Ma poi faremo a meno, per carità di Dio. Ecco, Zenaide pronta con foglia e penna, carta e matita.
ci vuole un po' di tempo, perché non è gente Ah, ci sei? adusa a scrivere. Pronto? Sì, sono pronto. Dimmi. Zenaide, allora, Sì. Alcibiade. Brava. Vedo che hai imparato a scrivere, brava. Ai tempi di Troia... No, dammi il numero di telefono e faccio prima perché già mi sarei un po' urtata. Ah sì? Con che Sì. cosa? Ti sei urtata col tavolino lì? Allora, volevo dire 3 la bischera che tu sei te. Zenaide? Zenaide è andata via, però io durante la telefonata ho sentito così una vaga voce maschile e quindi può anche darsi che richiamando immediatamente questo... Pronto? Sì, pronto. È caduta la linea, ti saluto che c'ho da Mi fare, dispiace, alla ma, prossima. sì, ma Ciao. c'era un signore lì prima. Andata via. Mi hanno fregato, m'ha fregato. È caduta la linea, è caduta la linea. E io ci credo. Va bene, d'accordo, ma non importa. Non importa. Troviamo un'altra persona. No, ragazzi, ma perché c'è questo fischino e rompe coglioni? Perché? Perché devo sempre girare la testa per guardare i numeri? Perché non me lo mettono davanti sto maledetto computer? No, mai. No, non posso averlo davanti, sempre di dietro, in tutti i sensi. Va bene, ok. Lateralmente, lo laterale. Allora, che devo fare? Allora, quindi, dopo Zelaide. Sì? Pronto? Abbiamo Erilde. Erilde. Chi è? Ciao Erilde. Anch'io Erildo. Erilde, come stai? Parla più forte perché sono mezzo sorda. Ah, ho capito. Che ti via bene. Che te vi un bene a te, Erilde, simpaticona. Ma chi è? Erilde? Non ti ho capito dalla voce. Sì, sono... aspetta, trovo un nome adatto a Erilde. Come potrebbe essere? Agilulfo, sono Agilulfo. Erilde, sono Agilulfo. Non capisco. Agilulfo. Digli il paese sì. Hai capito? No. Allora, te lo ripeto per benino. Agilulfo. Arnulfo? Arnulfo? Ma Arnulfo non esiste, casomai Arnolfo. Agilulfo, sono Agilulfo. E chi è? No? Sono parenti di Geroboamo. Hai presente Gino? Geroboamo? Gino chi? Geroboamo. Sono Agilulfo, parente di Geroboamo, cara Erilde. Io non ti conosco però. Però, forse non hai capito bene il nome, sarà per quello. Io non me lo ricordo. Non ti ricordi Geroboamo? Non me lo ricordo, no? No? Era un lontano parente di Astarotte. Astarotte. Erilde? Astarotte. Chi è? No, dicevo, adesso- stanotte, ci vediamo non stanotte. mi ci viene proprio per niente sulla mente. Non ti ricordi Astarotte? No, E Geroboamo? no, E Agilulfo? no, non me li ricordo questi nomi. Ah, è strano però, Dove ci siamo Sono nomi trovati? così comuni, Dove ci siamo trovati? Dove? Ci siamo trovati nel terzo girone del paradiso. Ma c'è i gironi in paradiso? Ma mi sta portando in giro? Mi sta portando in giro? Ma un pochino sì. Erilde, fatti una bella risata. Su? Beh, No, va più. lo sai? Sì. Ti mando in quel paese, ciao. Ciao. E io ci vado a quel paese, ma sì. Erilde, che nome meraviglioso, Erilde, Zelaide, no? Come mi sono già dimenticato. Vediamo un po' se ne trovo un altro di quelli belli, questi bei nomi femminili, Certo che anche Agilulfo non è male, Sì, però vorrei andare a cercare un signore, un uomo.
Un uomo, eh? Ma sì, ma sì, ma sì. Sì, anche lui ha un nome simpatico, per cui magari possiamo utilizzarlo. Sì, 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 sì. Beh. Mm. Oh. Vediamo se risponde. C'è un nome molto floreale. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Vorrei parlare con Ortensio. Guardi, Ortensio non c'è Non perché c'è. è defunto. Oh, mamma mia, come mi dispiace, Ma chi è signora. lei, scusi, Io sono Margherito. Chi sei? Margherito. Ah, De Gol Fiorito. Sì. Sì, De Colfiorito, Margherito, ma il famoso Margherito De Colfiorito che c'era sempre Rito. Mi dispiace, non sapevo, sa? Ma da quanti anni? 10. Ah, beh, io sono fuori da 25 anni, sa? Sono fuori, anzi, sono dentro, sono uscito adesso, ero dentro, signora. Ma Ero in galera, signora, avevo ammazzato la moglie. mi dice chi è? Che Avevo vuole? ammazzato la moglie, poi ora ho scontato 25 anni di galera, mi hanno rilasciato, cercavo Ortensio, non sapevo mica nulla io. Sa, 25 anni fa ero più giovane e ammazzavo la moglie. Senta, lei sarebbe la vedova? Senta, mi dice proprio... Perché non ci sposiamo, signora? Senta, perché non se ne va a fanculo? No, io ho ammazzato la prima moglie, sia tranquilla. Se non mi fa arrabbiare non l'ammazzo, mica, sa. Ma scusi tanto, Sposiamoci. ma chi ha dato questo numero? Ma Ortensio, tanti anni fa, ma la prego signora, incontriamoci, saprò consolarla. Sia tranquilla. Se passa non mi faccia incazzare, non la passa. Ammazza la moglie, non ho fatto l'offerta, la richiesta di matrimonio e sta lì, mamma mia, no. Basta, su. Facciamo ancora un numero e poi non se ne parla più, sì, sai com'è. Andiamo alla ricerca delle cose più svaganti. Sì, no, ma mi piace improvvisare ogni volta, trovare qualche colpo di fantasia, così come viene. È talmente... Provate. Pronto? Anche voi. Pronto? Sì, buongiorno. Marianna? Sì? È Marianna? Sì? Oh Marianna, si va in campagna? Magari. Io e te, soli. Chi è che Io e te da soli. Scusa, ho suonato. Senti, io e te su un bel prato pieno di fiori. no? Ci rotoliamo felici finché non si trova una bella merda di vacca e lì ci che fermiamo. teniamo sopra poi. Ma bisogna ci sporcammo. stiamo un po' attenti, però cara Marianna, io e te da soli nel bosco. Insomma, senti, Dimmi, che vuoi. io voglio te. Marianna. Ma senti, mi fai chiudere subito? No, non chiude. Apri tutto, apri le finestre, apri il tuo cuore, apri la topa, vedi, lo vedi? Mi fai chiudere e chiude davvero. Cioè, donna di una sola parola. Sì. Sì. Ah, vabbè, facciamoci quest'ultimo. Sì. Ho trovato un'altra musa ispiratrice, vera questa volta. Sì, certo. Sì. Un'altra che non è stata nemmeno toccata dal povero poeta. Ma come inesistente? Ma insomma, ma non è possibile andare avanti così. Lo rifaccio. Sì, ce l'hanno con me. Ma guarda un po' io. Lo vedi? Sì. Ora viene fuori, o resta dentro, una delle due. Peccato, perché lei è veramente una delle famose donne. Risponde la segreteria del 40. No, non farmi così. Silvia, sono il tuo Giacomino Leopardi, sono un po' gobettino, ma tu non mi vuoi. Rimembrami un pochino qualche volta. Va bene, non mi vuoi? E io mi butto, basta, mi butto dall'Ermocolle.
Ammazza il burrone, oh! Ammazza il burrone, oh! Ammazza, oh! Amici, vi serve il G? Ritenete utile coinvolgerlo in attività a cui possa dare il suo apporto concreto per spettacoli pubblici e privati, interventi mediatici o sociali, iniziative artistiche, pubblicitarie e culturali, collaborazione a qualsiasi livello, progetti, idee, stampa, TV? Chiamatemi al numero 333 1805 252. Ogni proposta non indecente sarà presa in seria considerazione. Risponderò solo a numeri visibili, quindi astenersi rompipalle. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete